Nel momento in cui tu presenti un pacchetto dell'autonomia, è pur vero che il tema della regione a statuto speciale è un tema che da noi è sempre stato un tema dominante. Quindi assieme a tutte le richieste di autonomia è giusto che venga anche richiesta la variazione della Costituzione per diventare statuto speciale. Un atto dovuto, così ieri sera Zaia, ospite a 20:10, spiegava la decisione a sorpresa di chiedere l'inserimento del Veneto tra le regioni a statuto speciale. Un fulmine che nemmeno il tempo di festeggiare lo straordinario risultato del referendum ha subito fatto addensare pesanti nubi sulla discussione con Roma. Inizialmente il governo, alla luce di quel 98% di sì, aveva aperto la trattativa, ma ora ecco che il confronto si è trasformato in un braccio di ferro con Palazzo Chigi. Dura e secca la replica Zaia del sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa. Quella del governatore del Veneto per lo statuto speciale è una proposta che va contro l'unità e l'indivisibilità del paese. È una proposta, ha spiegato Bressa, che la Corte Costituzionale ha bocciato. La Corte Costituzionale ha detto che è incostituzionale questa richiesta perché includere la regione del Veneto nel novero delle regioni a statuto speciale tassativamente enumerate nell'articolo 116 non è possibile. Per cui il Veneto ha la possibilità di chiedere questa particolare autonomia, ma deve chiederla in maniera seria, non può chiederla modificando con una legge regionale la Costituzione italiana. Non si tratta di un atteggiamento duro del governo, continua il sottosegretario, si tratta di procedere su un territorio che la Corte Costituzionale ha già decretato non possibile perché incostituzionale. Fintanto che continua a dire che le materie sono tutte 23 e che chiede i 9 decimi di quello che viene prodotto fiscalmente sul territorio del Veneto, sa di non poterlo ottenere perché la sentenza della Corte Costituzionale, sempre la stessa, gli ha già detto che tutto questo è incostituzionale. Cauto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, di fronte alla proposta a sorpresa del governatore. Ci sono 2,5 milioni di veneti che hanno dato mandato per trattare autonomia. Poi quanta autonomia deve arrivare? Da persone serie si discute. Gli italiani, ha continuato Salvini, devono decidere se continuare a farsi governare da un centralismo che ha fallito pur restando nell'ottica dell'unità nazionale.